Vogliamo proprio fare un'operazione verità pubblica, questo è il senso di questo star qua, rispondere a domande su temi anche molto stringenti, di attualità o meno, eccetera, perché credo che i cittadini è giusto che sappiano. Allora, è evidente che chi non fa niente non sbaglia mai, è logico questo, per cui dobbiamo abituarci a fare dei cambiamenti. Allora, il tram mi dà l'occasione per ragionare su tutta una modifica del sistema trasportistico veneziano. Cioè noi siamo abituati da 20 anni a ragionare con le linee che arrivano tutte a Venezia, cioè uno sale davanti a casa sua, se il pullman gli passa davanti a casa, se è l'orario giusto e arriva direttamente a Venezia. Ecco, questo sistema probabilmente adesso è molto costoso, primo, e crea anche delle inefficienze sul territorio generale. Cioè, adesso per capirci, a Santa Maria di Sala dopo le 7 di sera, mi raccontava il sindaco di Santa Maria di Sala, non c'è un pullman, per cui le persone che devono andare da qualche parte devono farsi accompagnare, devono usare mezzi propri e così via. Allora io credo che dobbiamo immaginare un sistema, lo stiamo studiando e lo discuteremo ovviamente anche in maniera molto aperta e così via, però dobbiamo ragionare con la rottura di carico, dobbiamo immaginare un modo di fruizione del servizio pubblico diversa. Ecco, lei ha usato l'altro ieri nell'intervista, all'inaugurazione, l'esempio dei cerchi olimpici, no? Sì, è perché fa capire così in maniera un po' immaginifica che cosa intendo per circolari, cioè circolari di colore diverso. Immaginatevi i cerchi olimpici, sono di colore diverso e si incrociano in certi punti. Su quegli incroci, e per cui sono linee, no, che poi non avranno la circolarità, sì, evidentemente, però ci sono degli autobus che possono circolare sempre, che avranno un colore magari, per essere identificati proprio poi nell'esperienza, nel ricordo delle persone, che nel punto dove toccano altri cerchi, creano appunto la rottura di carico, cioè uno scende e lì in quel punto deve trovare un luogo, un baretto, un locale dove possa o rinfrescarsi o stare al caldo a seconda se è inverno o estate, trova un bagno, una situazione insomma decorosa e protetta dove poter aspettare l'altro autobus o il tram o lascia la bicicletta eccetera per poter successivamente proseguire per un'altra destinazione, un po' come funziona la metropolitana di Milano. Noi lo facciamo a modo nostro, ma il tram vabbè, ce l'abbiamo. Abbiamo i treni che funzionano male, così sempre adesso. Abbiamo i pullman, abbiamo le biciclette. Allora l'idea è quella, troviamo delle intersezioni dove uno possa andare in bicicletta, dico io, arriva a piedi se è vicino a casa sua. Sale sul mezzo, pullman, autobus, tram, treno, cioè, per arrivare però in molte destinazioni. Ed è un modo di ragionare diverso. Come si fa a alleggerire l'idea? Cioè qual è l'idea, il problema? È l'attesa. Allora nei pullman, in tutti i pullman della CTV, già adesso ci sono i GPS. Dobbiamo creare un programmino, creare un sistema informatico che faccia vedere con un video, con un display, come ci sono già nelle città avanzate, nelle città metropolitane, e dica guardate, il prossimo pullman rosso, giallo, verde arriva fra 5 minuti, fra 8 minuti, fra 15 minuti, fra un'ora, faccio un esempio. Dice un'ora quel pullman là, vabbè, vado a farmi la spesa, mi leggo un giornale, mi compro un libro, cioè mi organizzo le cose in maniera diversa, oppure torno a casa, faccio altre cose prima, cioè uno sa dimensionare il proprio tempo sulla base di questi avvisi, invece che andare avanti a schemi e basta. Poi chiaramente ci sono le linee, gli assi portanti che resteranno, perché questo è evidente, fruiscono molte persone, però in questo modo per esempio potremo collegare i 3 ospedali, Mestre, Milano, Dolo, che insomma francamente sono scarsamente serviti